pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà. E intanto gira e va, gira, e chi ci fermerà? 12 atlete pronte a dare battaglia sulle strade del grande ciclismo femminile. Si apre oggi presso la Villa Il Mulinaccio di Vaiano la stagione 2011 del Vaiano Tepso Solaristec. Cresce la squadra bianca con le stelline blu di Stefano Giugni ed Elisa Maggini. L'11° posto nella classifica dell'Unione Ciclistica Internazionale, ma soprattutto l'inserimento di altre importanti e combattive atlete, su tutte Rasa Leleivite e Valentina Bastianelli. Accanto a loro un manipolo di giovani da crescere come sempre nella politica della squadra della provincia di Prato. Si parte tra pochi giorni con il Ladies Tour of Qatar e in programma tantissime prove di Coppa del Mondo e altrettante corse a tappe per vincere e lasciare il segno nella stagione ciclistica 2011. Punta di diamante del Vaiano Tepso Solaristec per la stagione che sta per partire, la lituana Rasa Leleivite. Rasa, lo scorso anno sei partita col botto, subito a segno in Qatar, e quindi tutte le premesse ci sono per partire bene. Sì, mi sono preparata per bene, sento che un po' la gamba ce l'ho, ci manca un po' di fortuna. Intanto tu sei un'atleta davvero molto combattiva, perché parti sempre per vincere, parti sempre per lasciare il segno nelle corse a cui partecipi. Sì, diciamo che l'anno scorso avevo un po' meno questa cattiveria, quest'anno mi trovo bene in questa squadra, siamo una squadra giovani, tutti i bimbi sono bravi, mi trovo molto bene e cerco di impegnarsi il più possibile. Ecco, sei un po' la leader quest'anno a cui fanno riferimento tutte le tante giovani che ci sono. Sì, però penso che hanno possibilità tutti di vincere, perché non sono peggio, di sicuro. Valentina Bastianelli, altro acquisto importante in casa Vaiano Tepso Solaristec, un'altra attaccante nata. Valentina, se scommetto vinco, prime corse già all'attacco. Beh, sicuro, l'attacco è la mia arma e quindi la userò anche alle prime gare. Con lo scorso anno davvero pochissimo ti è mancato per aggiudicarti qualche corsa, quest'anno potresti davvero fare il salto di qualità e trasformarti in atleta vincente. Beh sì, l'obiettivo sarà quello, poi con un po' di grinta in più e fiducia spero che arrivi qualche vittoria. Tanto arrivi in una squadra che sta crescendo a vista d'occhio, Vaiano di Giugni che ha preso atlete forti come te, come altre, e poi un programma davvero ambizioso. Beh sì, siamo una bella squadra unita con delle punte veramente forti e credo che ci divertiremo in quest'anno. Pronta al passaggio nell'elite Alessia Martini, grande protagonista tra le junior, più volte azzurra ai campionati europei. Alessia, non possiamo negare che sei una delle atlete più attese tra le new entry nel mondo dell'elite. Sì, sicuramente sarà un anno un po' di transito, perché devo fare l'esame di maturità. Comunque sia, come è nel mio carattere, determinazione e non mollare mai. Il mio obiettivo è quello di entrare nella nazionale, anche nel mondo dell'elite. Io ce la metterò tutta e poi si starà a vedere. Tanto Alessia, fedeltà assoluta a Patron Giugni, dove chiaramente sei rimasta qui a Vaiano, dove sei cresciuta nelle categorie minori. Sì, sicuramente, io mi sono trovata benissimo sin dall'inizio e quindi sono rimasta fedele al Giugni. Niente, sicuramente sarà così anche andando avanti negli anni. Eleonora Spaliviero, dal Piemonte alla Toscana, riconfermata qui a Vaiano, che è diventata un po' la tua seconda patria, la tua seconda casa. Sì, infatti quando non sono impegnata con l'università cerco sempre di venire qui a Vaiano perché mi trovo benissimo, poi il clima toscano ti induce ad uscire in bici, ad allenarti, trovi sempre qualcuno con cui uscire, e poi Stefano con tutta la sua famiglia, Elisa, sono sempre disponibili a qualsiasi cosa che abbiamo bisogno, ci sono sempre. E quindi meglio di così non posso chiedere, abbiamo tutto, non ci manca veramente niente, dobbiamo solo pedalare e dare il massimo come d'altronde facciamo ogni giorno. Eleonora, quale sarà il tuo ruolo in squadra nel 2011?
Ma visto i nuovi acquisti di Stefano con Rasale, Levite, con Valentina Bastianelli, ma con la stessa Catazzina, cercherò di dare una mano alla squadra, cercheremo appunto di affrontare le nuove gare anche di Coppa del Mondo così in funzione delle nuove arrivate che sono veramente dei talenti, e quindi niente, daremo il massimo, e poi se ci sarà anche spazio per me ben venga, però diciamo che cercheremo di aiutare queste ragazze che veramente quest'anno possono far tanto. Eleonora, quanta passione hai per il ciclismo? Beh, la passione soprattutto per il ciclismo femminile è fondamentale, è quello che ti fa ogni mattina alzare, andarti a allenare, è la cosa fondamentale che ti spinge ad andare avanti, quello sicuro, senza di quello non vai da nessuna parte. Katarzyna Sosna, l'obiettivo del 2011? Non so cosa dire, perché c'è tante corse, solo inizia stagione, che si inizia prima corsa c'è Qatar e si parte lunedì. Corsa per me è prima da lontano, così con squadra, non con nazionale, perché sono andata anche l'anno scorso in Australia, più lontano. Penso che questa stagione io voglio ancora vincere il campionato nazionale a cronometro e anche va bene su strada. Voglio fare tante corse e fare tanto bene per Vaiano. Chiara Vanni, scalatrice della squadra, sei pronta? Sì, sono abbastanza pronta, ancora è presto, la stagione è lunga, i miei obiettivi saranno un po' più lontani, però sì, dai, per ora la preparazione sta andando bene, quindi. Tanto sicuramente ti trovi bene qui a Vaiano, perché sei rimasta più che volentieri alla corte di Giugni e della Maggini. Sì, mi sono trovata molto bene, è un ambiente familiare, quindi non ci sono pressioni e mi permettono di conciliare la bicicletta con l'attività di studio, quindi è sicuramente per me la condizione migliore. Riconfermatissima la guida dell'ammiraglia della nuova formazione di Vaiano, Elisa Maggini, una squadra che è cresciuta di sostanza. Parliamo di Rasale Levite, parliamo di Valentina Bastianelli, ma parliamo di un progetto nel complesso dove c'è spazio per le giovani e c'è un calendario dove davvero chi ha voglia di far fatica e di divertirsi spazio ne avrà. Sì, diciamo che quest'anno siamo ulteriormente cresciuti rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda il calendario faremo sia gare importanti dove appunto si possono mettere in mostra e diciamo possono lottare per la vittoria le atlete più titolate, sia gare minori in cui appunto le giovani potranno fare esperienza e appunto provare a far loro la corsa e appunto a districarsi un po' nel mondo delle grandi. Diciamo Elisa che il 2010 è stato un po' l'anno del noviziato, della novità, la nuova squadra, l'ingresso nella massima categoria femminile, questo potrebbe essere davvero l'anno della conferma. Sì, il 2010 è stato l'anno dell'esperienza perché appunto eravamo nuovi tutti, sia le ragazze che appunto erano tutte giovani, noi dirigenti anche, appunto era il primo anno in categoria. Quest'anno ci siamo appunto prefissati che non basta l'esperienza ma appunto ci teniamo a vincere, le carte in regola per farlo ce le abbiamo e quindi diciamo ci approntiamo alla stagione per questo. Tanto Elisa, diciamo che nella tua storia sportiva personale sei partita qui a Vaiano, poi hai avuto le tue esperienze nelle categorie maggiori e ironia della sorte sei tornata proprio qui dove sei partita ciclisticamente parlando, però in qualità di dirigente. Sì, appunto sono legatissima alla squadra Vaiano, a Stefano Giugni è praticamente come un padre ormai, infatti ho iniziato a correre con lui, diciamo il primo rapporto c'è stato nella categoria allievi nel lontano 1998, ci siamo rincontrati ciclisticamente parlando nel 2005 e dal 2005 appunto tutti gli anni mi dà in mano la squadra e appunto ci troviamo benissimo in questo senso. Roberto Fenzi in rappresentanza dell'azienda e del gruppo Lenzi con i suoi numerosi brand tra i main sponsor del Vaiano Tepso Solaristec. Il vostro è un progetto di marketing importante con una squadra che praticamente taglia trasversalmente il mondo perché lo attraversa con le proprie atlete e vince.
Sì, innanzitutto l'inizio della collaborazione con Vaiano è stato essere trascinati dall'entusiasmo di Stefano Giugni. Noi siamo una delle realtà tessili qui della zona di Vaiano e quindi abbiamo dato volentieri il supporto a Stefano. Detto questo, poi ci siamo trovati a utilizzare in qualche modo questo team anche per le nostre sperimentazioni, per i prodotti da sfregamento a zero, a frizione zero, che possono trovare molto vantaggio anche nell'utilizzo nell'ambito ciclistico. Quindi l'impegno verso il Vaiano si è trasformato anche in una collaborazione e speriamo che cresca ancora negli anni a venire, insomma. L'aspetto di marketing prioritario, quello tecnico che lei ha sottolineato, che unisce utile e dilettevole, le aziende vincenti scelgono le squadre vincenti? Speriamo di essere tutte e due vincenti, insomma, non solo per partecipare come si diceva stamattina. Al vernissage del Vaiano Tepso Solaristec, Paolo Sangalli, tecnico delle azzurre della nazionale che lo scorso anno per il secondo anno consecutivo ha conquistato il titolo mondiale con Giorgia Bronzini in Australia. Paolo, qui al Vaiano si parla di grande ciclismo, una squadra che cresce e alcuni italiani interessanti. Esatto, è una squadra che punta sulle giovani, aspetta le giovani, quindi rispecchia in pieno la nostra filosofia, quindi ottima squadra. Ecco, il vostro è un lavoro che parte proprio da lontano, parte dalle prime battute stagionali, fissa dei periodi dentro i quali fare un po' dei punti della situazione, delle verifiche, per poi arrivare ovviamente a sfornare le migliori, comporle nella squadra azzurra e andare a affrontare il mondiale, prima ancora l'europeo. Esatto, noi praticamente tra la strada e la pista non ci fermiamo mai, siamo come si dice con la catena sempre in tensione e voglio ricordare, oltre alla ciliegina della Giorgia Bronzini, tutto il lavoro che c'è stato, Lana Trevisi, campionessa europea ad Ankara, e Rossella Ratto, medaglia d'argento meritatissima a Offida. Intanto Vaiano nuovamente si presenta come uno dei bacini più importanti da cui attingere in prospettiva azzurra. Esatto, noi come staff guardiamo tutte le corse, ci siamo presenti fisicamente a tutte le corse, quindi abbiamo il polso della situazione e quando qualcuna va forte noi la chiamiamo. Matteo Grazzini, assessore allo sport della città di Prato, vaianese in realtà, dunque chiamato in causa in prima persona come diretto interessato di questo progetto di Stefano Giugni che coinvolge tutta Vaiano, sia con la squadra sia con la corsa. Sì, doppia veste da assessore, quindi istituzionale, mi fa piacere comunque venire a portare il saluto anche di Prato a una realtà vicina come quella di Vaiano. Da vaianese sono anche tifoso e quindi vedo con piacere tutti gli anni la presentazione della squadra. Con Giugni ci conosciamo da tempo e gli ho sempre fatto tanti auguri, vedo ne ha fatto tesoro perché è cresciuto veramente in modo esponenziale. Prato, terra di ciclismo, dai professionisti fino alle categorie giovanili, non c'è domenica, non c'è settimana, in special modo nella stagione dell'anno più bella dove non si parli e non si faccia ciclismo. Sì, dai bambini fino agli amatori o anche chi lo fa con passione, abbiamo iniziative anche semplicemente di cicloturismo o di escursioni in città in bicicletta, quindi c'è tanto movimento, attenzione da parte della federazione, da parte degli enti di promozione, da parte dei singoli cittadini. È uno sport che ha Prato ha tradizioni e il nostro impegno sarà minimo mantenere le stesse tradizioni. Primo Bosi, c'è un legame qui a Vaiano col ciclismo che davvero è fortissimo. È nato Fiorenzo Magni e adesso negli anni 2000 c'è questa squadra femminile che vi porta davvero, non è un modo di dire, in capo al mondo, perché si corre ovunque e Vaiano campeggia sulle maglie di questa squadra. Sì, effettivamente è una soddisfazione incredibile per noi, per la nostra amministrazione. Il nome di Vaiano vi ha portato appunto a giro per il mondo, Qatar e poi in Europa, il Giro Fiandre, insomma sono veramente una bella soddisfazione per noi. E a tutta la squadra va il nostro personale ringraziamento, ma soprattutto all'opera di Stefano Giugni, la sua passione, a tutto l'impegno che ci mette. Tanto vice sindaco, diciamo anche che Vaiano sa dare e restituire ospitalità, perché il prossimo 13 marzo il grande ciclismo femminile internazionale farà tappa proprio qui per il Giro della Val Bisenzio Memorial Alberto Vannucci. Sì, ormai con tradizione, una corsa annuale, si laureano grandi campioni, l'anno scorso ha vinto quella poi è diventata la campionessa mondiale, speriamo che quest'anno di avere fortuna e che una nostra atleta possa riuscire a salire sul gradino più alto. Da parte vostra quindi pieno appoggio a questa squadra e a Giugni?
pienissimo appoggio, gli saremo sempre accanto per sanare ogni problema, ogni necessità. Giacomo Borri, prima con il vice sindaco Bosi parlavamo di Vaiano in capo al mondo, perché questa è una squadra, il Vaiano Tepso Solaris Tech, che porta davvero il nome del vostro paese, della vostra cittadina ad ogni latitudine, e quindi per voi sicuramente è una cassa di risonanza incredibile. Sì, è una cosa bellissima e fa un piacere enorme vedere appunto le maglie con scritto Vaiano a giro per il mondo. Una delle cose più emozionanti che a me mi è capitato durante questi 2 anni d'assessorato è stata proprio l'anno scorso, quando il presidente Giugni ci ha portato in comune la maglia della nazionale con scritto Velo Club Vaiano, e vedere appunto la nazionale associata al nostro paese è stato davvero emozionante. Giugni ha il grande pregio di dare spazio alle giovani, di valorizzare lo sport dei giovani e per i giovani, e credo che una filosofia di questo genere vada sposata davvero in toto, a 360 gradi. E anche la filosofia appunto che è stata seguita dal nostro comune, in quanto io ne rappresento questa filosofia, assessore alle politiche giovanili e allo sport, e vedere appunto che anche la filosofia dello sport che segue Giugni è una cosa molto interessante, è quello appunto che serve per mandare avanti questo sport, anche credo, valorizzare le ragazze giovani appunto. Assessore, allora porte apertissime da parte vostra, Giugni, alle sue attività e alla sua squadra. Sì, senza ombra di dubbio, e l'appuntamento prossimo appunto del 13 marzo vedrà in maniera totale la nostra combinazione tra noi comune e loro organizzatori con l'esperienza che hanno. Noi metteremo in campo tutto lo sforzo possibile perché sia una gara bellissima come tra l'altro è stata l'anno scorso. Giacomo Bacci, vicepresidente del comitato regionale toscano della Federciclismo, la squadra di Stefano Giugni, Vaiano Tepso Solaris Tech, credo che sia una delle punte di diamante per quanto riguarda il ciclismo femminile in Toscana. Ma credo proprio di sì, e quindi dico grazie veramente Stefano Giugni per quello che stai facendo per la tua società, che sicuramente l'ha portato ai vertici alti del ciclismo femminile, ma anche per quello che sta facendo per la nostra regione. È un componente, anzi responsabile della nostra commissione femminile, e che in questi 2 o 3 anni che lui è partecipe ha sicuramente portato un contributo importante e un'immagine diversa del ciclismo femminile. Tanto il ciclismo femminile toscano sta riprendendosi quel ruolo importante che per tanti anni ha avuto, in modo particolare a livello giovanile, quindi c'è futuro. E proprio per questo abbiamo voluto spronare coloro che ci potevano dare questo forte contributo, e in questi ultimi anni mi sembra che il ciclismo femminile ristia prendendo quel suo ruolo che aveva negli anni passati. Quindi ci auguriamo di poter proseguire così, di poter seminare ancora tanto per poter poi raccogliere i frutti che in questo momento vedo che ci stanno dando. Maurizio Fondriest, amico, partner tecnico di questo Vaiano Tepso Solaris Tech, la tua è una presenza significativa, sicuramente le ragazze corrono con le tue biciclette, ma la tua vicinanza davvero sa di amicizia e di passione vera per il ciclismo. Quello sicuramente, perché la passione, ho iniziato a correre per passione e continuo ad andare in bicicletta per passione, faccio questo lavoro anche per passione, perché è per me costruire, innovare la bicicletta, innovare il telaio, trovare soluzioni nuove è una passione principalmente. E noi siamo partiti 3 anni fa con il Vaiano, che era una squadra medio-piccola, e che sta crescendo, come stiamo crescendo noi, quindi vogliamo supportare questa squadra anche nel futuro. Logicamente capiamo le esigenze della squadra, più una squadra diventa a alti livelli ha delle esigenze maggiori, e noi cercheremo di fare tutto il possibile per accontentare con le nostre biciclette tutte le atlete. Biciclette d'avanguardia che mettete a disposizione della squadra, strada, cronometro individuale, pista. Sì, perché le ragazze fanno la strada, che strada e cronometro direi che è quasi la stessa cosa. La pista è una cosa particolare, però le ragazze fanno anche l'attività su pista, e quindi dobbiamo per forza di cose riuscire a dare a queste atlete il massimo che abbiamo a disposizione. I vostri sono gioielli all'avanguardia? Parlare bene dei propri materiali, delle proprie biciclette è troppo facile.
e le ragazze sono molto contente. E siamo molto anche contenti di come stiamo crescendo, di come è contento il pubblico e l'utilizzatore delle nostre biciclette, quindi andiamo avanti così, ma soprattutto speriamo che queste ragazze quest'anno riescano a portare la squadra che era 11ª in classifica UCI a entrare nelle 10. Stefano Giugni, oggi è una giornata particolare perché è un'altra scommessa vinta, è un altro gradino salito, è un altro livello raggiunto, la squadra cresce e non parla solo la classifica UCI ma parla a livello tecnico, ma è anche una giornata di festa perché ci sono tanti amici attorno a te, attorno al tuo staff, a dimostrazione della capacità che hai di aggregare persone e di proporre grandi progetti. Sì, sono contentissimo perché indipendentemente dal fatto che le previsioni davano oggi una giornata di neve, invece sembra quasi primavera, prima cosa. In secondo luogo ci sono qui da noi tanti ospiti che quindi ci fa molto piacere perché a un certo punto ci rendono onore. Direttori sportivi preparati, atlete motivate, un'organizzazione capillare che non trascura i particolari. Si parte da qui, si parte dall'organizzazione per poter poi affrontare una stagione molto impegnativa che attraversa davvero diversi continenti del nostro pianeta. Sì, diciamo siamo una piccola realtà perché di fatto è una squadra che esiste da 36 anni, una realtà di paese che siamo sì, tra virgolette cresciuti costantemente, però abbiamo sempre nel nostro DNA quello di essere una famiglia composta da diverse persone con volontà, con voglia, hanno uno scopo comune, quello di divertirsi perché è un divertimento, la passione per il ciclismo e supportati da dei sponsor importanti, va bene, come sono il Talensi, la famiglia Ferrero, ma anche da tantissime piccole aziende, tantissimi piccoli amici che in questi anni, grazie al loro contributo, ci permettono di continuare a fare questa attività e mantenere il nome Vaiano sempre nella maglia. Stefano, il lavoro è quotidiano perché alle ragazze non manchi nulla, perché da un punto di vista organizzativo davvero riesca tutto al meglio, tanta passione alla base, ma anche, come dicevi, il sostegno di importanti sponsor. Nel frattempo la squadra ha fatto determinate scelte, ha preso atleti importanti, atleti a cui non è precluso praticamente alcun traguardo. Sì, diciamo che la squadra è cresciuta, però è sempre sono atleti che sono già al 5° anno con noi, quindi ha una base, una fondamenta solida, ci sono degli inserimenti di valore, però sempre in un gruppo amalgamato e coeso. Cosa chiede Stefano Giugni a questo gruppo di ragazze? Prima di tutto la tranquillità, quindi che è fondamentale, l'impegno e niente, e poi dopo tutto viene di conseguenza. La stagione bussa alle porte, hai deciso di proporti all'avvio con la tua corsa, il trofeo Alberto Vannucci alla memoria, Giro della Val Bisenzio, appuntamento a domenica 13 marzo sulle strade di Vaiano. Sì, siamo tornati a quello che era l'origine, nel senso che noi per tantissimi anni, sto parlando dal 1976 fino al 1990 se non sbaglio, facevamo il circuito di Vaiano che era una delle gare d'apertura e quindi a livello juniores maschile, e quindi siamo tornati all'apertura. Stefano, sarebbe davvero bello il prossimo 13 marzo vedere un atleta con la maglia bianca, stelline blu, sfrecciare a braccia alzate sul traguardo di Vaiano. Premesso che quando si organizza per un organizzatore la cosa fondamentale è che tutto vada bene, perché è un impegno organizzato, un impegno molto gravoso. Il secondo è quello, è logico, sarebbe una ciliegina sulla torta. Tanto a livello di calendario, Giro d'Italia, Coppe del Mondo, corse a tappe, non manca davvero nulla. Sì, diciamo, già l'anno scorso abbiamo fatto un calendario che è superiore a quello che ci eravamo preventivati di inizio stagione. Abbiamo fatto diverse prove Coppa del Mondo e quest'anno ci riproponiamo per seguire un po' quello che avevamo fatto l'anno scorso, dando la giusta crescita. Tanti grazie non solo agli sponsor ma anche all'amministrazione comunale di Vaiano, agli sponsor tecnici, a chi vi segue all'interno della squadra, quindi collaboratori, dai meccanici ai massaggiatori fino all'ufficio stampa. E certo, realizzare questo, diciamo che io sono Stefano Giugni, il presidente, sono il primo coordinatore di tantissime persone che a vario titolo, a vario livello sono qui con noi e ci mettono tutto il proprio impegno,
dai collaboratori diretti agli sponsor che tantissimo sono amici veramente, perché sono tantissimi anni che sono presenti con noi. È tutto pronto dunque in casa Vaiano Tepso Solaristec, gli automezzi sono pronti, le biciclette Fondriest altrettanto, l'appuntamento è sulle strade del Ladies Tour of Qatar per aprire una grande stagione ciclistica 2011.